Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman napoletano, come state? Io spero tutto bene. Allora, oggi in questo video, scusate per le condizioni, ma sull'aria fanno cavare pazzo, fanno tipo 30 gradi, 31 gradi, mo un po' si è abbassata la temperatura, ma vabbè. Scusate prima di tutto, perché questo video doveva uscire alle 4 ma non ci sono riuscito. Vabbè, scusate. Uscirà penso alle 18:30. Praticamente quest'oggi, ore 15, è iniziata la presentazione della nuova maglia del Napoli 25, cioè 26, 27, scusate. Tra l'altro che già tipo verso l'una, le due, anche un po' prima, era già uscito il video da parte della SSC Napoli sui propri canali social, ma vabbè. Io ve la lascerò come si dice, come immagine copertina. Ehm, è stata presentata sulla MSC World Europa in diretta su Calcio Napoli 24. Dando giù, mangio pure un po' di patatine. Secondo me oggi Napoli poteva farla meglio. Non è che mi è piaciuta più di tanto la maglia perché poi si diceva ci sarà uno scudetto con il cavallo, ehm, lo scudetto con il cavallo oppure uno scudetto con la N del Napoli è scritto 100 sopra, ma in verità c'è stato tutto un'altra cosa. Diciamo che c'è stato un logo un bordo dorato, un bordo molto spesso e dorato e secondo me ho voluto richiamare un po' il logo dell'Argentina con un piccolo rombo, penso che sia sopra con un cavallo rampante, però secondo me doveva essere messa al centro. Ehm, Poi ci sta all'interno del logo uno con il segno dell'infinito che va a formare due zeri, più sotto a questo 100 c'è il logo del Napoli che è rimasto invariato da quello dell'anno scorso. Secondo me doveva essere, diciamo, detto prima, doveva essere, ci doveva essere il cavallo rampante o il logo per Centon. Uh, Poi può essere pure che ci saranno sia il logo 100 e il cavallo rampante, perché si dice, si prospetta che ci saranno circa 9 maglie quest'anno, si dice in giro. Tra l'altro non so perché abbiano fatto uscire solo una maglia, dovevano far uscire la maglia di trasferta e la maglia Umman. Poi ha parlato anche De Laurentiis su questa conferenza stampa dove dice che fino a ottobre, inizio novembre ci sarà il film in collaborazione con De Giovanni, Maurizio De Giovanni e Mimmo Caratelli, che non so chi siano. E sarà più o meno fino a ottobre, inizio novembre. Poi ha parlato del guadagno del Napoli che, nel tema stadio, dicendo che il Napoli non fattura quanto il Milan, l'Inter
e la Juventus. E quindi deve, diciamo, quello che ha voluto far capire è che deve metterci lui i soldi. E fino a qua non abbiamo capito per modificare lo stadio, e tutte le strutture sportive. E dice anche che lavorerà giorno e notte. Questo sarebbe sempre vero. Poi rimanendo in tema stadi, ha detto anche che Inter e Milan stanno investendo 1,8 miliardi di euro, 1,8 milioni di euro, cioè 1 miliardo e 8, scusate, per costruire un nuovo stadio. La Roma più o meno lo stesso, già acquistato dei terreni e quindi dice che bisogna darsi da fare, bisogna darsi da fare. Poi ehm, dice che di essere contento, di essere fiero ehm, per aver scelto lì, che verrà presentato al Teatro San Carlo il 14 di luglio, quindi tra poco, no, questa la settimana prossima, quindi questa settimana prossima alle 11:15 più o meno. Ehm, Non so perché abbia detto sono contento, secondo me era tutto scritto. Poi hanno fatto la domanda quanti giocatori se ne andranno via. Ehm, e praticamente dice De Laurentiis, secondo me non dovremmo comprare nessuno e sempre secondo me dovranno andare via in molti. Guarda, guardate, io sul fatto che dovranno andare per molti sono d'accordo, non so come alcuni non siano d'accordo, ma non bisogna comprare nessuno, no, perché ci stanno delle carenze da parte del Napoli, come per esempio la difesa, bisogna modificare così in difesa e qualcosa pure a centrocampo, secondo me. Un attacco là che non deve entrare nessuno, secondo me, perché là starei a posto, anzi, secondo me se si può cedere anche qualcuno. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Non mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, aiuto.